C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a tutti. Quando tra non molto, nella prossima primavera, riaprirà la Pinacoteca Tosio Martinengo, avrete la possibilità anche di ammirare questa favolosa Pentecoste del Moretto. La Pentecoste venne realizzata da Moretto per la chiesa francescana di San Giuseppe. I personaggi che assistono alla miracolosa discesa dello Spirito Santo sono disposti in uno spazio architettonico elaborato. L'artista, nel decennio precedente, fortemente influenzato da Tiziano, dimostra con quest'opera di essere entrato in una nuova fase pittorica. Le tinte appaiono raffreddate e domina un grigio argento dai riflessi duri e quasi metallici. Le ombre allungate e dense creano un senso di raccoglimento e di calma sospesa in rapporto tematico con l'attesa del miracolo. Il motto di oggi ha a che fare con la medicina. Tra i dutur de medicina il pebraeole chinduina si dice. Si dice anche da Castelvedere Ciocolaus, caffetteria, dolceria, pasticceria, gelateria in Viale Sant'Eufemia 218 a Brescia. Boh, vediamo. Sentito anche se ho una certa età. Beh, certa età, vabbè. Si tinge di grigio ma i capelli sono castani. Se è un detto vecchio di quelli, può darsi che sia il motivo sia per i medici. I medici non ce n'erano tanti tempo fa e allora in famiglia, in base ai sintomi che aveva l'individuo, si tentava di indovinare cosa avesse. Ah, quindi secondo lei... La patologia che aveva... Ah, quindi secondo lei tra i dottori di medicina è un po' i familiari in qualche modo. Esatto, in famiglia. Senti poco, il dialetto lo conosci un po'? Sì, più o meno. Attenta a questo. Tra i dottori di medicina è il pebraule chinduina. Chi sono i dottori di medicina? I medici? Sì. Tra i dottori di medicina, Tra i medici? I medici, sì. Il più bravo è quello che indovina. Indovina cosa? L'otto. La malattia, penso. Cioè, sì. Tu non frequenti, speriamo di no, qualcuno no, ogni tanto. No. Mattia, non dire che sei qua da solo. No, ci sono i miei genitori, però non si fanno vedere. Ecco, vedi, sempre i genitori che sono timidi, perché sono brutti, sono antipatici, no? No. Sono timidi? Sì. Senti un po', Mattia, tu sei giovane, quindi di medici magari non ne hai mai incontrati? Sì, qualcuno ogni tanto, uno? Sì. Perché si dice questo in dialetto? Tu, Mattia, il dialetto un po' lo mastichi, lo capisci? Sì, lo parlano i miei nonni. Anche a te lo parlano? A volte. Solo quando sono arrabbiati per sgridarti? Sì. Tra i dutur de medicina è il pebraule chinduina. Tra i dottori di medicina Sì? è più bravo quello che indovina. Sì, bravo, beh, un po' non era difficile, E cosa deve indovinare il dottore di medicina al medico? La malattia. Così, deve indovinare. Bravo quello che indovina la malattia. E anche la cura, magari. Sì, anche la cura. Forse è meglio. Tra i dutur de medicina e il pebraole chinduino. Tra i medici, i dutur de medicina, qual è quello più competente, più bravo, più esperto? Quello che azzecca la diagnosi. Tra i dottori di medicina, ovviamente, tra i dottori ingegneri c'è poco da indagare sulle diagnosi. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.